Buine sere, ben chiatat, Sagnovis, incidente stradale mortale che stamattina a Albe a Lavoret. Un militare americano di 34 anni in servizio ai basi di Davian ha perduto la vita per via di un incidente con la moto. Aliere da Ura Chiapala, Taronde tra via Pionieri e via Pordenonco, anche ha perduto il controllo dal Miece e ha centrato il cordul de Taronde, finito sbalciato dal Miece. In quel momento di lunghe strade non transitava nessuno, tanto che i soccorsi sono stati allarmati dopo diversi minuti al passaggio di altri automobilisti che hanno notato la moto e il corpo dal militare. I sanitari hanno portato l'uomo di 34 anni in ospedale a Pordenone, là che magari così no, è spirato. Alle morte di Gnot, Monsignor Franco Frilli, importante figure in te Eglesi e in te società furlane. Frilli ha di lungo impegnato in ambito accademico alla cuvierte la incarica di rettore magnifico dell'Università di Udine dal 1983 al 1992. In tal 2006 ha avuto da urde proposte dal Senato accademico approvate da Presidenza della Repubblica il titolo di professore emerit. Davanti dal presidente Mattarella in tal 2017 ha tenuto la prolusione e inaugurazione dell'anno accademico 40esimo dall'Ateneo. Una femmina di 60 anni si è colata in maniera accidentale di un puente di lungo d'ex strade provinciali 51 in comune di Claut. La femmina è precipitata per quasi 3 metri, riportando diversi feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza, biodute la impossibilità, tanti UE, di fare vale i soccorsi per via dal meteo e delle fumate. La femmina è stata portata in ospedale a Pordenone, non in pericolo di vita. Ultim salute a Roma, pal Papa Emerit Benedetto XVI, la funzione morti il 31 di dicembre a 95 anni. La funzione celebrata in Place San Pieri è stata tenuta in presenza di Papa Francesco, dal Presidente della Repubblica Mattarella e dal Presidente del Consiglio Meloni, in più che di rappresentanze di ogni paese dal mondo. A ieri anche delegazioni des diocesi di Concordia, Pordenone e di Udine, guidate dai vescovi Giuseppe Pellegrini e Andrea Bruno Mazzoccato. È passato un anno esatto di quando il corpo di Liliana Resinovic, la femmina sparita di Chiesa, il 14 di dicembre dal 2021, è stata chiatata a Trieste. A chiatare il corpo sono stati gli sguardi dal FUC dopo gli licercis partiti di denunzie di sparizione dall'uomo Sebastiano Visintin. Le investigazioni che hanno chiappato sedi l'OMP che l'AMI Claudio Sterpin e hanno fin puntato sul motto volontari estrem, che confermato dal procuratore chiave di Trieste Antonio De Nicolo. Il segretario regionale del Partito Democratico, Renzo Oliva, in tal direttiva ha sostenuto la proposta di sburtare le selezioni regionali prossime per un candidato esterni al partito. In non che più di altri si arresta in piste alle che di Massimo Moretuzzo, consigliere regionale dal PAT per autonomie. Il direttiva ha sottolineato l'importanza di un'interlocuzione col Tiercepol e col Movimento 5 Stelle. Domandino un confronto sui temi sarà sclarito l'IVA in modo di creare un'alleanza larghe senza portare sul territorio i sughets romans. E ho sentito gli speraulis dal diretto interessato Massimo Moretuzzo. Ma allora sono giornate, sono lavori intense, se cominci veramente a stringersi i teams per arrivare a chiappare una decisione, a capire cui lavora di partecipare alla costruzione di un'alternativa all'amministrazione federica che sta governando la regione Cumò. Noi vi diamo disponibilità come Patto per l'Autonomia a far parte di una coalizione di tutti quelli che hanno gusto di impegnarsi al di là dei schieramenti romans per il bene della nostra regione. Dentro questa coalizione sono stati cominciati a mettere qualche nome di possibili candidati e candidate, e il mio le frachei, vedremo insomma i prossimi giorni, c'è molto la rendenando la discussione, il confronto, io ho dato la mia disponibilità, ma anche in modo di definire. Sicuramente
non è tanto tempo denante, dunque pensi che dai prossimi giorni si varranno assolutamente di discrosare. La CGIL regionale ha esprimuto preoccupazione per situazioni economiche desfamese che senza interventi pubblici strutturati e può dare anche in modi più ingriviarsi. La manovra finanziaria l'ha sottolineato William Pezzetta, segretario generale del CGIL del Friuli Vignesi Giulie, e chiave ai dipendenti lavoratori e pensionati tanto più di 70 che i dati avevano anche modi una tenuta dal mercato del lavoro, ma sono da ora aggravarsi i fattori critici che hanno condizionato l'anno appena terminato. La CGIL ha segnalato anche un componente forte di precarietà in tal mondo del lavoro e un aumento in tal 2022 dai sinistri sul lavoro a pet dall'anno di prime. E vittoris anche per web gesteco Cividate e Apu Udin in Adoi di basket. Cividate, che arrivava di 3 disfatti consecutivi, alla battuta Mantue 79-64. Scominciante l'anno in tal mior dai Muz. Udin invece la battuta in trasferta San Sever con l'esordio ufficiale sulla banchina dei Blancs e Neris per il new coach Finetti. Decisivo l'American Briscoe, autore di 24 punti e le buone prestazioni dei due News Gentile e Monaldi. E anche per Usgnot alle dut Gnovis al torne domani sera a Nuf mancul vince. Buone serate e mandi a tutti.